Buongiorno Lorenzo, ritornati a Prego. Buongiorno professor, ma la vedo sempre in forma. Sì. Ormai. Bisogna essere sempre in forma, perché poi dopo sai, quando comincia a cedere, dico, chissà cosa è successo. Ora qua, adesso in crisi, perso la famiglia, crisi di skate, io da virale poi diventa un piano inclinato. Per più tirate su. E invece bisogna sempre quel sorriso e non dare adito a pettegolezzi. Adito o abito? Abito anche. Del calabro. Professor Maggi, lei è però sul piano del sorriso invidiato. Vabbè, questo lo rifà piacere. 850 bene. Sorriso. Vabbè, questo è un buon lavoro. Sai cosa diceva un vecchio saggio? Democrazia. No, molto prima che esistesse. Sa che cosa c'è dietro ogni sorriso? Idee. Bravo, fare a te. Ma questo era un eccesso di battuta. Però è vero. Allora, abbiamo una cosa... È alcolico ultimamente? Sì, molto alcolico. Perché dobbiamo smaltire il discorso estivo. Il discorso estivo porta con sé sempre l'eccesso di calorie. Bravo, di peso. Bisogna... Sai cosa mi sono accorto quest'estate? Io sai che ho lavorato a Rosolina, quindi ero spesso al mare. Cosa è cresciuta la vita? Cioè qua il potere d'acquisto come è diminuito, come costa... È cresciuto tanto. Purtroppo è cresciuto però posso dirle una cosa. Quel paio di giorni che sono stato con lei a Rosolina, ho notato che lei è una persona non popolarissima. Lei svolta un angolo e ciao Leandro, ciao da lei. Basso Polesi, Basso Polesi nei centri. Tu sai che io lì ho il mio habitat. Non ci siamo ancora spinti. No, sopra Adriano. No, però lui consenta, diceva il cavaliere, che potrebbe occuparsi volendo, perché lei ha tanti amici, un po' di più del comune capoluogo. Però questo è una... Ce ne sono tanti tanti media che lo seguono. Ci sono tanti media che seguono il capoluogo e pochi media che seguono il Delta. E forse tra quelli che lo seguono di più sono io. Questo mi prende un merito. Secondo me lei è il leader assoluto di coloro che si occupano del Delta con i mezzi, quelli per cui stiamo parlando, eccetera, con i mezzi della tecnologia più, mi permetto di dire, più popolare. Sì, senza dubbio. E lei è sempre aggiornato a questi paesi che insomma, so che alcuni di queste tecnologie sono sui satelliti che prima o dopo arriveranno sulla Luna ancora. No, sono anche su AliExpress, sai, roba cinese che costa meno. Ma i cinesi. I cinesi e gli indiani stavano andando sulla Luna. È finita l'era della tecnologia, cioè la tecnologia ha sempre nella frontiera americana la straordinaria capacità, che gli americani sono avanti anni luce rispetto agli altri, la straordinaria capacità della ricerca, perché il mondo però diciamo si è diversificata molto. Sì. La Cina, l'India. Ne parliamo la prossima volta della differenza tra paesi anglosassoni, paesi europei, e poi qualcuno ci aveva fatto notare, il nostro amico Paolo Segato, il mercato eurasiatico che noi avevamo perso. Però questo ne parliamo dopo. Adesso parliamo del visto potere d'acquisto che purtroppo... Dobbiamo dire il potere d'acquisto è molto calato quest'estate. Quest'anno c'è un'inflazione reale, e un'inflazione reale diciamo è quella statistica, e poi c'è l'inflazione percepita, che è di fatto quella vera, che ha un differenziale, non è 5, 6, 7%, siamo a 2 cifre. Lo stipendio medio, che qualcuno millampa essere 1.700-1.800 al mese, è un po' perché poi è molto più basso. È un po' più basso. Secondo me è anche più basso di 1.200 per molti. Ecco, quindi il nostro potere d'acquisto è diminuito. Leggevo un report che in Cina il stipendio medio è 800 euro, che abbiamo sempre detto, ma i cinesi sono bravi perché pagano poco, il costo del lavoro costa molto meno,
In Romania, per esempio, la Rosolina, visto che parliamo di Rosolina, tanti erano romeni che venivano a fare la stagione, non ci vengono più perché guadagnano uguale a stare là da rimanere romani. Quindi, non è che... buon passeggio. Tanto sempre in diretta. Ho salutato un amico mio. Giustamente. Dov'è che abbiamo sbagliato? Cioè, dov'è che si è incagliato il nostro meccanismo? No, ma non abbiamo sbagliato. Cioè, se gli altri progrediscono e noi siamo ancora fermi, gli aumentano anche le cose. Gli altri progrediscono perché non è possibile. Cioè, allora, guardiamo la dimensione delle cose. La Cina ha 1 miliardo e 400.000 persone. Alcuni anni fa, per decisioni complessive degli Stati Uniti, allora c'era Bill Clinton, fu aperta il WTO, cioè al commercio mondiale. Il risultato, un po' alla volta, la Cina è diventata la fabbrica del mondo, perché tutti coloro che volevano produrre in grandi dimensioni stabilivano un'azienda in Cina. Ma come tutte le cose progrediscono anche loro, poi si progredisce anche e si può anche migliorare la qualità della vita, solo che l'Italia è 60 milioni di persone circa, 1 miliardo e 400 milioni sono cioè le dimensioni della cosa, e mi consenta, senza, è un miracolo che tutto avvenga senza tensione di natura sociale o senza tumulti nell'ambito dei paesi. Perché una volta era molto diversa l'evoluzione. Sì. Però una volta c'era il colonialismo, cioè i grandi paesi, soprattutto europei, andavano in Africa, andavano in Cina, e sfruttavano all'ennesima potenza. Adesso non del tutto, ma è molto cambiata, diciamo che è migliorata, solo che essendo mondializzata la gestione del denaro, deve essere mondiale anche la gestione della produzione, del benessere e della produzione, e quello è un po' più difficile. Quindi lacrime e sangue in autunno? No, lacrime e sangue no. Nella giornata di oggi la Presidenza del Consiglio ha reso note le indicazioni per il prossimo governo, per il prossimo bilancio del 2024, e mi pare positivo per l'aumento obiettivato all'aumento di occupazione, alla non diminuzione del welfare. Sa cosa? Purtroppo le grandi concentrazioni determinano che in pochi decidano per tutti, e le dimensioni dei guadagni di questi non sono tali da consentire il mantenimento che ce ne sia per tutti, il mantenimento della democrazia. I grandi gruppi, quelli che chiamano i grandi gruppi 5-6 che sono nel teatro mondiale, cosa guadagnano? Uno sproposito. E non pagano di fatto la tassazione nei loro confronti, hanno la capacità di usare le isole, le free commerciali, e questo il vero problema del mondo è che coloro che producono non pagano le tasse agli stati che gli consentono di fare questo, anche perché spesso sono più potenti degli stati stessi, cioè, hanno un bilancio superiore a... Bisognerebbe leggere Rifkin, che è un economista molto... Abbiamo problemi, noi eravamo abituati al nostro piccolo cortile provinciale, o cortile nazionale, o cortile europeo. Porca miseria, il cortile non è più cortile, è diventato un enorme campo di calcio. Non potrebbe essere di guardare il calcio. Sì, pensi al calcio. Però non potrebbe essere che questo allargamento del cortile sarebbe meglio ritornarsi ancora piccolo. In teoria sì, in pratica è impossibile. Renzo, Signor Maggi, lei è sempre chinato. Ringrazio anche il nostro vicino che ha telefonato e che parlavamo noi, che Sì. io ero distratto perché sono anche curioso, volevo sentire cosa diceva lui. Il nostro vicino. Sì. Ora si riferisce. Non se lo dico mai. Alla sua.